Manifestare l'indignazione per ciò che è successo nei giorni passati a carico del nostro dirigente. Qualsiasi tipo di violenza va bandita, dalla violenza psicologica alla violenza fisica come quella subita dal nostro dirigente. Questo è per dire che la comunità tutta, non solo quella scolastica, è indignata e non appoggia minimamente questo comportamento. Io da mamma mi sento di esortarvi a educare i vostri figli al dialogo, perché è con il dialogo che non si arriva alla violenza fisica o verbale. Fate in modo che i figli vengano educati a parlare, a discutere, ad esporre le proprie opinioni senza ledere i diritti altrui. Questa è la base, secondo me, dell'educazione civica. Ora io lascio la parola alla professoressa Rizzo. Responsabile del baby consiglio, comunque una persona molto attiva all'interno della vita scolastica. Lei, come tutti gli altri insegnanti, al seguito di ciò che è accaduto, hanno fatto innumerevoli lavori con i bambini e con i ragazzi. Lei ora vi esporrà il risultato di questi lavori. Grazie. Allora, buonasera a tutti, sono la professoressa Rizzo, prendo la parola semplicemente perché nella scuola da un paio d'anni ho questo ruolo in quanto referente della legalità. Vi dico subito che preferisco molto di più le manifestazioni dove esplicito questo ruolo anche grazie all'amministrazione comunale per costruire. Oggi non è un bel momento, comunque ci spero che da questo possa nascere qualcosa in cui possiamo veramente costruire. A volte le sfide, anche le più terribili, abbiamo scoperto che a volte ci annientano, ma poi ci danno la capacità di reagire e di costruire, ed è quello che io oggi mi auguro e mi auspico che questo veramente possa essere. Quindi parlo veramente fortemente a nome di tutti, del personale della scuola, di noi docenti, di chi collabora, soprattutto anche a nome dei ragazzi. Questi ragazzi che si trovano a vivere in una comunità come Pedara, una comunità veramente fra le più belle. Io mi ricordo quando sono arrivata 16 anni fa mi si disse: guarda, arrivi a Pedara che è veramente considerata una perla, e devo dire che anche nel rapporto con i genitori, nei rapporti con i ragazzi, questo è sempre avvenuto fortemente. Quindi che questo fatto sia avvenuto anche nella nostra comunità, devo dire che è un segnale veramente che qualcosa, ma non che non funziona fra noi, che veramente esiste questa gramigna, perché tale è, e che poca, devo dire pochissima, ma che purtroppo oggi è andato veramente a rovinare questa bella comunità che è Pedara. Io non voglio tediarvi più di tanto, noi abbiamo fatto un documento, probabilmente questo sarà il nostro modo di manifestare la nostra presenza. I ragazzini sono stati coinvolti, la prima domanda è stata perché? Poi ci è stato detto in questi giorni ma come mai? Poi hanno scritto, io ho detto ragazzi scriviamo le pagine di diario, ognuno di noi deve scrivere quello che è avvenuto, e un po' devo dire hanno invogliato anche me a farlo. Io dico solo alcune cose. Per me la scuola è il luogo dove tutti noi trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, e dove, devo dire, è il luogo dove pensiamo ogni giorno di costruire qualcosa di bello, di grande, di umano, di rispettoso, di importante, dove costruiamo, dove facciamo, dove ogni giorno gli ideali e il sapere sono al centro della nostra attenzione. È stato profanato questo luogo, come se si fosse entrato in un luogo di culto, in un luogo sacro. La scuola è un luogo sacro, è il luogo dove ognuno di noi è nella scuola in cui abbiamo creduto, noi generazioni del passato, dove si deve costruire attraverso le parole. Veramente si è solo ucciso e danneggiato, e tutti noi, devo dire, per quello che è avvenuto ci sentiamo un po' uccisi. Le famiglie presenti, i ragazzi, i docenti, ci sentiamo veramente un po' uccisi dentro, e allora dobbiamo capire che sono pochi quelli che uccidono, come sempre avviene, che invece la nostra comunità è una comunità che impara a costruire.
Ragazzi, non dimentichiamoceli mai, dico ragazzi perché lo diciamo sempre, ricordiamolo sempre ai nostri ragazzi, quelli che sono i valori inalienabili e importanti da costruire e da trasmettere: pace, giustizia. Non facciamo che siano solo parole, ma che siano da trasmettere, credetemi, a qualunque costo. A qualunque costo. Vi ringrazio per la vostra presenza e grazie per esserci sempre, perché la comunità è formata da tutti. Se non funziona un tassello, crolla tutto. Passo la parola a chi ovviamente ci rappresenta, il dirigente e poi soprattutto il capo della nostra comunità che rappresenta Pedara. Allora, io vi ringrazio, ma ringrazio a nome della scuola, perché non c'è nulla di personale, È la scuola che viene interrogata, è la scuola che ha un compito in più. Questi ragazzi che abbiamo qua, ce li dobbiamo curare per bene, perché da grandi non devono fare gli stessi sbagli. Quindi io da ora in poi sarò più impegnato per loro, per educare loro. Quelli che hanno sbagliato non li posso rieducare io, spero solo che il buon Dio li aiuti. Grazie. Stamattina ho avuto modo di dire una cosa nell'evento che c'è stato in scuola media, dove presenti una rappresentanza di presidi di tutta la Sicilia, abbiamo fatto questo flash mob. La ripeto in piazza, questa è una piazza importante per noi di Pedara e voi lo sapete, questa è la piazza delle famiglie, questa è la piazza dove la domenica passiamo il tempo con i nostri bambini. Pedara è offesa. È offesa. Noi non ci meritiamo questo, perché vedete, il fatto che possa essere successo alle nostre scuole un atto così increscioso deve far rendere conto a ognuno di noi che è stata toccata la nostra immagine. Non è perché l'evento è successo nella persona del nostro preside vuole dire che non ci interessa, o anzi vuole dire che non ci riguarda. Non è vero, non è affatto vero, e nessuno di noi può in questo momento pensare di essere esente. È una chiamata alle armi. Perché? Perché vedete che questo gesto è il culmine di un determinato discorso che viviamo giorno per giorno e nessuno di noi ne esce fuori da questo discorso. Questo no alla violenza non è un no alla violenza, al gesto fisico di un'alzata di mani nei confronti di una persona, che è il gesto estremo. Ci sono altri tipi di violenze che si perpetrano giorno per giorno. Sono quelle psicologiche, sono quelle verbali, e vengono fatte anche all'interno della nostra comunità. E questo non può più accadere, perché ciò che si scrive, ciò che si dice, ciò che si commette solo pensando, sono violenze. Allora il no di oggi per me è esteso alla nostra comunità nel cercare un grado di civiltà diverso. Pedara è civile, lo è sempre stata e sempre lo sarà, ma questo dipende da noi, da ogni singola persona presente in questa piazza e non presente in questa piazza. Dipende dal modo come noi intendiamo essere comunità, dipende dal modo come noi vogliamo essere insieme, ognuno all'interno di un grande frutto, perché questo è la nostra città, un grandissimo frutto che sorge da un terreno fertile, che fiorisce, che dà dolcezza, ma ogni tanto una punta di veleno, come ciò che è successo la scorsa settimana. Allora dipende da noi, dipende da ogni singolo atteggiamento che noi abbiamo giorno per giorno, minuto per minuto, secondo per secondo,
da come noi ci poniamo con le persone, dal modo come noi sorridiamo, dal modo come noi diamo la mano, dal modo come noi guardiamo. A volte c'è molta violenza in questo.